Benvenuti! Ci stiamo avvicinando alla Pasqua, che è una festa strana perché ancora non ho capito come calcolare quando cade ogni anno. Tuttavia nella mia famiglia, da quando siamo nati io e mia cugina Cecilia, è diventata tradizione trascorrerla dai miei zii a Gavi. Quindi ogni anno negli ultimi 19, 20, 18 anni siamo sempre andati là a festeggiare la Pasqua, salvo forse qualche eccezione. Di solito comunque andiamo là. Facevamo questi mega pranzi e poi quando eravamo piccoli giocavamo tutto il pomeriggio nel giardino stupendo che ha mia zia, che cura davvero nei minimi dettagli ed è pieno di fiori. È veramente bellissimo. Quest'anno non sarà un'eccezione. Ci andremo e magari vi porterò con me. Normalmente si arriva, ci si saluta e poi ci si siede al tavolo dove cominciamo a mangiare. Tutta roba fatta in casa, ovviamente. Come già sapete da video precedenti, in famiglia preferiamo fare pranzi fatti a casa piuttosto che andare al ristorante o in giro. E a fine pranzo, mio zio, che ha sempre lavorato nell'industria del cioccolato, ora è in pensione, ci ha sempre fatto preparare per me, mia cugina e poi anche per mio fratello e l'altra mia cugina delle uova di Pasqua enormi. O almeno mi sembravano enormi perché io ero piccolo, però effettivamente sono più grossi di qualsiasi altro uovo io abbia mai visto nei supermercati, anche se l'altro giorno ne ho visto uno grosso così in un supermercato, però a parte qualche eccezione erano proprio grossi e buoni. E ci faceva scrivere i nostri nomi sopra con dei disegni apposta e all'interno ci faceva mettere una sorpresa che sceglieva lui. E vi assicuro che era fantastico. Mi ricordo che io e Cecilia, mia cugina, cercavamo sempre queste uova prima che venisse l'ora di aprirle e cercavamo di capire dove erano. Poi avevamo scoperto che stavano in garage, però ovviamente non è che le aprivamo, davamo solo un'occhiata. E poi era sempre lo stesso uovo, no? Quindi pensandoci adesso uno dice cosa c'era da cercare? Però insomma era divertente. Potevamo sempre scegliere tra cioccolato al latte o fondente e io normalmente preferivo il cioccolato al latte, ma ultimamente negli ultimi anni ho cominciato a preferire il cioccolato fondente. Fatemi sapere che cioccolato preferite voi. Tuttavia negli ultimi anni mio zio ha smesso di farci questo uovo di cioccolato e da una parte è un peccato, e magari un anno me ne faccio fare uno così poi lo apriamo insieme e ve lo mostro. E questa è normalmente la Pasqua della mia famiglia. Vorrei che mi faceste sapere con un commento se c'è qualche tradizione legata alla vostra famiglia e alla Pasqua, se andate a mangiare da qualche parte, se mangiate in casa. Insomma, fatemi sapere, così ne parliamo un po' nei commenti e discutiamo, insomma. Bella la luce rossa qua, eh. Ho comprato le gelatine da mettere sulle luci e ce ne sono vari colori e sono fantastiche. Magari ve ne parlerò poi.